Ben trovati telespettatori di Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre. Rieccoci di nuovo insieme per una nuova puntata di Penalty. Tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Una prima parte dedicata interamente al campionato di Serie D e anche al campionato di eccellenza. Ospiti della nostra puntata, mister Alfio Torrisi del Paternò, che salutiamo. Ciao Alfio, ben trovato e ancora complimenti, ma di questo insomma ne parleremo abbondantemente poi durante il corso della puntata. E ritorna anche con noi qui a Penalty il presidente AIAC di Catania, mister Lucio Tosto. Ciao Lucio, ben trovato. Ciao Ettore, grazie per l'invito. Rinnoviamo l'appuntamento mensile con l'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, E giusto? di questo non possiamo che ringraziarti per la vetrina che ci permetti di avere. Tra l'altro oggi una puntata molto interessante perché nella seconda parte parleremo ancora dell'AIAC con il diciamo, referente mensile dell'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, che sarà... Sarà Ignazio Refice ed è il referente per la zona pedemontana. Benissimo. È uno dei tanti diciamo, referenti che lavora nell'ombra e io voglio che siano conosciuti da tutti perché fanno un lavoro importante e non sempre vengono diciamo, in trasmissione, hanno la visibilità che ho io, quindi è giusto che anche loro si facciano vedere e gli allenatori conoscono i volti di chi lavora poi. Giusto, tra l'altro allenatore del Ciclope Bronte, quindi parleremo anche del campionato di promozione, però l'ho detto poc'anzi, dobbiamo subito dare un commento veloce a questo straordinario campionato di Serie D del Paternò con mister Alfio Torrisi che ha sin qui disputato certamente un campionato rivelazione. Ti piace questo termine rivelazione? Sì, diciamo che i risultati dicono questo. Siamo partiti con tanto scetticismo all'inizio, però grazie al lavoro che facciamo giornalmente, certosino assieme allo staff, grazie al gruppo squadra che è riuscito a mettermi a disposizione il direttore Stianese e la società, domenica dopo domenica stiamo mettendo in cascina punti dove... Oggi finalmente abbiamo la matematica salvezza dopo la vittoria col Giare, quindi... matematica salvezza, un po'... Diciamo, no, è la verità, l'obiettivo è questo, era questo, non bisogna... Era quello, io direi. No, non bisogna dimenticarlo perché sennò poi magari se non si raggiunge qualcosa di importante possa passare in secondo piano questo grande obiettivo che hanno raggiunto i ragazzi, quindi è vero. Diciamo che ci prendiamo i meriti di quello che stiamo facendo con molto orgoglio, però... Dobbiamo sempre pensare dove siamo partiti e quello che si diceva all'inizio. Quindi... Umiltà, Lucio Tosto, parlaci anche tu di questa straordinaria stagione di Alfio Torrisi, ma in modo particolare anche giustamente della squadra del Paternò. Che ne pensi? Io forse sono il meno adatto a parlare di Alfio, anche se lo faccio spesso perché sono troppo amico di Alfio, però io obiettivamente ho seguito un po' tutte le categorie che ha fatto... che lui ha fatto, dalle più basse fino a questa qua, e hanno tutto lo stesso tema, no? Che è quello del gioco, dell'organizzazione e della mentalità. E questo filo conduttore va dalla seconda categoria fino alla Serie D. E devo dire che c'è molto lavoro, lui è molto bravo nel mentalizzare e soprattutto nello sfruttare al massimo le potenzialità che hanno i suoi giocatori, e questa non è una cosa molto semplice per un allenatore. Quindi poi lui stesso è stato bravo a ritagliarsi, a trovare uno staff davvero, anche là ragazzi che vengono dalle categorie basse, li ha portati sempre con lui, quindi ha fatto un gruppo di lavoro molto importante e non tanto sono i risultati che sono, penso, eccezionali, ma è per chi mastica un po' di calcio, è quello che si vede durante le sue partite. È vero, è vero. Si ritorna in campo chiaramente domenica prossima, guardiamo il tabellino degli incontri. Biancavilla Cavese 1919, Castrovillari Città di Sant'Agata, Gelbison FC Lamezia Terme, Giarre 1946 Città di Aciriale, Licata Paternò, Santa Maria Cilento Trapani, San Luca Real Aversa 1925, San Cataldese Rende Calcio, Troina Cittanova, riposerà il Portici 1906. E partiamo con questa vittoria suonante della Cavese che fa capire Alfio che probabilmente ha tanta ancora voglia di vincerlo questo campionato. Certamente non facile, interessante, ingarbugliato, ma questa Cavese dove può arrivare secondo te? La Cavese sicuramente ha una squadra per nome, per blasone della società stessa, per investimenti,
è obbligata a lottare per vincere il campionato. Sulla carta è la più favorita perché ha una rosa importante sotto tutti i punti di Addirittura vista. la vedi più forte dell'FC Lamezia Terme, che ha fatto una campagna acquisti molto interessante? Anche la Lamezia è una società che ha investito tanto, però diciamo che la Cavese sulla carta è una squadra che dall'inizio è stata molto lineare in questo campionato, investimenti importanti, società che vuole ritornare subito in Lega Pro e quindi a differenza delle altre magari viene dalla Lega Pro e quindi c'è un passato più corto, tra E virgolette. verrebbe anche più facile ritornarci, no? Sì, solo che purtroppo non fa un campionato solo perché la Lamezia è lì, la Poi c'è sempre Cireale, questa Gelbison, la Cireale in silenzio, con umiltà, senza proclami, sta facendo bene. Ho visto oggi, guardavo il calendario e la possibilità di avere altre 4-5 partite abbordabili sulla carta. La Cireale è una squadra che il mister De Sanzo, il quale apprezzo tanto, predica tanta umiltà, lavora in silenzio, non si accontenta mai e incita i suoi giocatori a dare sempre il massimo. E questo secondo me alla lunga è quello che sta portando la Cireale a lottare fino alla fine. La Gelbison, a differenza di tutti e tre, è una squadra dove c'è un progetto che è iniziato l'anno scorso con un terzo posto, la squadra è stata migliorata sia nel mercato di luglio, di agosto e sia nel mercato quest'anno di riparazione a dicembre. È più diciamo un continuativo di un progetto e forse è qualcosina in più alla fine, una percentuale in più che possa vincerlo, proprio perché è una squadra che già lavora a questa promozione da 2 anni. Mister Tosto, città di Acireale che vince non facile con la San Caldaldese, so che tu hai visto la partita domenica, che impressione ti ha fatto questo Acireale? Può veramente anche lui ambire alla vittoria finale? Sicuramente, anche se diciamo, è penalizzato per l'infortunio accorso a Piccione, che era la punta di diamante, e quindi un infortunio che lo metterà fuori per tutto l'anno, però ha degli elementi molto importanti che in questa categoria fanno sicuramente la differenza. Ho visto Lodi che ha fatto una partita con la San Cataldese eccezionale, si è presa sta squadra sulle spalle, prendeva palla dal portiere e andava a finalizzare quasi, e quindi Peppe Savonarola, Figliomeni che ha fatto gol, ha dei giocatori importanti, un grande pubblico, quindi è là, e devo dire che la Cireale, nonostante tutto quello che ha fatto, è anche stato penalizzato nella famosa partita che abbiamo già commentato, Sì, con la Cavese, con la quando è successa Cavese, una cosa col gol all'ultimo che istante io dopo non ho un mai grave visto in tanti anni infortunio. di calcio, non ho mai visto una cosa del tanto che l'arbitro è stato poi fermato, e devo da fare ancora i complimenti alla dirigenza e al pubblico di Acireale, perché in quell'occasione davvero si rischiava che succedesse qualcosa di brutto, invece sono stati calmi e sono riusciti a tenere i nervi saldi e non è successo nulla, ma davvero è successa una cosa molto È vero. grave. È vero, è vero. E niente, io penso che ormai siamo là, è a un punto, anche se la Gelbison ha una partita Ha in una meno, partita in più è ancora, sì. però si è visto, no, che anche la domenica scorsa Tutto aperto, insomma, sì, è va. tutto aperto, perché la Cavese ha perso a Giarra, è tutto aperto perché tutte queste squadre qua che vanno anche a casa dell'ultima in classifica e possono lasciarci le penne, quindi è tutto aperto, è un campionato sicuramente Diciamo pure che questo girone ci piace sì, quest'anno, ma poi, perché è molto intenso, sì, fino deciderà le all'ultimo, ultime ogni partita partite, è un terno all'otto. e devo dire anche che la società sana sicuramente andrà fino alla fine. È il momento di parlare della città di Sant'Agata. Che impressione ti ha fatto la squadra di Giampà? Perché è una squadra che gioca bene e che in un certo senso impensierisce sempre gli avversari. Non è mai certa una sua sconfitta. All'ultimo può sempre tirare fuori dal cilindro una ottima prestazione e portare via punti anche pesanti. Sicuramente, il Sant'Agata è una squadra che è molto propositiva, non fa barricate, È gioca vero. e diverte. Guidata da un allenatore che di certo non sono io a presentare, Giampà ha fatto la Serie A, quindi tutto parliamo dire. di un valore tecnico di un'importanza notevole. È una squadra che ha argomenti e spensieratezza, riesce a trovare, a cercare settimanalmente la prestazione, e da lì diciamo che si è costruita questo suo campionato che, non ci dimentichiamo, ha attraversato un periodo veramente buio, in momento di difficoltà, però in questi casi la società sana, la guida tecnica
che ha fatto quadra attorno a tutto e sono riusciti ad uscirsene e stanno lottando alla grande per una salvezza che secondo me Beh, non è quasi tarderà. raggiunta. Mister Tosto, però è anche vero che i playoff in questo momento sì, sono un obiettivo per molte società, però poi alla fine la possibilità di andare in Lega Pro con i playoff è veramente tutto un punto interrogativo, perché si parla poi solo eventualmente di posizionamento nei ripescaggi. E vabbè, oggigiorno sappiamo benissimo quante squadre non si iscrivono poi l'anno successivo, quindi ci sono delle buone possibilità. Quindi bisogna sempre tenere alta Sai, la possibilità l'attenzione. c'è sempre, ma poi io penso che per quanto riguarda il Paternò è anche occasione di Vetrina. di Anche. vetrina, di crescita tecnica, no? E poi personalmente penso anche faccia parte di un buon curriculum per un allenatore fare i playoff e piazzarsi in una posizione ragguardevole. Assolutamente. Quindi se lo merita Alfio, se lo merita il Paternò per quello che hanno fatto, e io spero in fondo che possano andare più, tra virgolette, più in fondo possibile ai playoff, perché la speranza c'è sempre. Non dimentichiamo che il Paternò comunque ha un blasone e Ecco, quindi nei quello pescaggi può essere ha un'utenza tantissimo, importante, Certo. ha fatto la Serie C Certo. e quindi penso che alla fine, considerando il fatto che ogni anno tante squadre falliscono, ha delle buone possibilità. Anche perché poi penso che il Paternò sia una squadra sbarazzina che giocherà sicuramente i playoff senza assilli particolari e potrà dare spettacolo. Non fare parliamo di risultati. playoff perché insomma Alfio è stato No, onesto. ne parliamo perché ad oggi e lo è ha salvo e sottolineato. allora da Certo. oggi in poi se ne può parlare. Se ne può parlare, questo è anche vero. Conferma per la squadra di Gaetano con questa vittoria il Cittanova, insomma sale ancora di più in classifica. Che ne pensi Lucio? Questo Cittanova può rientrare anche lui nel gruppo playoff? La playoff è probabile. Il Gaetano comunque fa sempre un buon lavoro, sono delle società comunque che non hanno nulla da perdere, quindi alla fine una volta acquisita la salvezza poi possono sicuramente inserirsi nell'allotto di quelle che fanno i playoff, ma là è un discorso diverso, secondo me non è come parlare del Paternò per i playoff, Cittanova sarebbe... Sì, perché effettivamente il Paternò, ha detto bene Alfio, è insomma quasi dall'inizio della stagione che è altissimo in classifica, quindi mentre il Cittanova ha subito durante il corso della stagione parecchi stop. Alfio, che te ne pare di questo Cittanova, di questa stagione? Ma sicuramente... Tra l'altro tu l'hai incontrato a casa loro con una sonante vittoria poi, tra l'altro. Sì, diciamo che quella è stata una partita dove sono quelle classiche partite dove il risultato penalizza ed esalta in maniera eccessiva chi vince nel caso in cui chi perde. Il risultato sicuramente frutto di una grossissima prestazione nostra, però c'è da dire che in quella partita tutto quello che facevamo ci andava dritto e quindi magari in questi casi bisogna essere sempre umili e guardare anche la vera partita. Il Cittanova non è entrato bene in campo, ha avuto un incidente di percorso e poi ha dimostrato che si è subito ripreso nelle ultime partite, perché il Cittanova è una squadra importante, ha una guida tecnica, a mio modo di vedere, seria, Effettivamente competente. dopo insomma, la sconfitta ad opera della tua squadra sembrava insomma, che fosse saltato un po' il banco, invece la società ha schermato bene sia il gruppo squadra che l'allenatore Sì, e i ma risultati anche... poi sono ritornati di nuovo. Sì, avevano attraversato comunque un periodo poco felice con casi Covid, partite Sì, rimandate, sì, quindi sì. tutto questo bisogna essere onesti e bisogna dirlo. Di Gaetano è un allenatore importante, un allenatore preparato, un allenatore che sa il fatto suo, dimostra giocando la sua squadra che ha argomenti, che ha una quadratura. Sicuramente Cittanova è una piazza diversa da Paternò sotto questo punto di vista, come blasone, come storia, però c'è da dire che loro saranno, secondo me, insieme a Licata che si riprenderà, delle squadre che possono sicuramente ambire benissimo al quinto posto e giocarsela con gli altri. E parliamo adesso di questa FC Lamezia Terme. Inizio di nuovo con Alfio perché insomma questo Lamezia fa paura a tutti per blasone, per insomma, campagna acquisti interessante in questa parte quasi finale della stagione e soprattutto perché la società è già mentalizzata per una Lega Pro e questo sicuramente è un passo in più rispetto alla Gelbison che potrebbe soltanto in questo caso essere per la prima volta protagonista eventualmente alla prossima stagione in Lega Pro. È mentalizzata, ha uno stadio che già è omologato per la Lega Pro, ha un presidente, una società che ha
la solidità economica per fare la Lega Pro e soprattutto disputandola con l'obiettivo di vincerla. Una società ben strutturata, noi abbiamo fatto rifinitura in una, non mi ricordo dove andavamo, forse a Cittanova, abbiamo fatto rifinitura alla Mezia, siamo stati nel campo del Sambiase in eccellenza, poi hanno fatto rifinitura loro dopo di noi e vedevo tutta la squadra con cardiofrequentimetri, squadra attrezzata, magazzinieri, cioè si vede che già c'era una struttura logistica sia Pronta tecnica, per la sì, Lega Pro anche. giustamente. Poi là davanti c'è gente che ha fatto l'Europa League con investimenti economici importanti e comunque il Lamezia è una squadra che fa paura a tutti, però questa Serie D è così strana che, come abbiamo visto in precedenza, la Lamezia in casa ha fatto fatica col Giarre, ha pareggiato, sì. la Cavese ha perso il Giarre domenica. Che poi diventano pesantissimi proprio per la classifica finale. Lo so, però questo a maggior punti. ragione perché è un campionato equilibrato dove si possono perdere punti con tutti e quindi alla fine secondo me la differenza non la faranno gli scontri diretti, la faranno i punti. Chi ha perso meno punti con le squadre della bassa classifica vincerà il campionato. Condivido. Lucio, sconfitta per il Biancavilla che pregiudica ancora di più insomma, questa salvezza, seppur insomma, alla Mezia Terme ci può anche stare una sconfitta lì. Ma sì, alla Mezia ci può stare, ma non ci stanno tante altre che si sono succedute. Purtroppo quando durante un anno si verificano tanti cambi di allenatore, tanti giocatori che vanno via, altri che vengono, alla fine tutti i nodi vengono al pettine e non c'è stabilità. Tu prendi il Paternò, ha iniziato con una squadra, ha fatto qualche innesto, sono rimasti quelli, formano un gruppo. A Biancavilla è successo forse tutto il contrario. Tutto al contrario. Come è successo tutto il e la contrario. squadra ha pagato Tutta con una Giarre, classifica deficitaria. Quando c'è questo via vai di allenatori con metodi, via staff, giocatori. Cambia tutto, cambia Poi tutto. non trovi mai la quadratura del cerchio e ripeto non è una categoria facile, già per chi è organizzato e figuriamoci per chi ha questi problemi. È vero. Biancavilla fino all'ultimo penerà. Quando parliamo di FC Lamezia parliamo chiaramente anche della Gelbison, zona altissima della classifica, pareggio all'ultimo istante con il San Luca, appannamento, forse troppa tranquillità, una partita abbordabile che poi stava diventando drammatica perché seppur soltanto un punto insomma, ha smosso la classifica, ma se avesse perso probabilmente sarebbe stata certamente una settimana non serena in casa Gelbison. Ettore, queste sono partite che purtroppo certe volte sembrano segnate, stregate. Quando sbagli l'approccio purtroppo poi si fa fatica perché i giocatori non possono, non abbiamo la bacchetta magica che poi in un attimo vogliamo ritornare a fare quello che pensavamo, dovevamo fare e non riusciamo a fare. Purtroppo sono le partite che quando sotto l'aspetto mentale le sbagli si fa fatica. Poi quando dal tuo canto trovi una squadra come il San Luca che a prescindere ha giocatori importanti, perché il San Luca per questa categoria, soprattutto nel reparto offensivo, ha giocatori di categoria, ha giocatori come Crucitti, ha giocatori come Alleveque, giocatori che riescono a fare male, che riescono a saltare l'uomo, a tirare in porta. E poi il San Luca è una squadra che rispecchia l'allenatore, l'ambiente, è una squadra che non molla, una squadra che ha fame, che ammette la cattiveria agonistica, che non è facile batterlo e non è facile che San Luca possa cedere le armi facilmente. Quindi, anche perché continua a fare i punti importanti per la sua no, salvezza. lo sta facendo, l'ho fatto ultimamente, diciamo che negli ultimi mesi e mezzo, da quando comunque c'è anche Canonico, la squadra veramente ha trovato una vera identità e penso che comunque non sia per caso questo pareggio. Poi magari le immagini possono fare vedere azioni importanti o quantomeno, però io penso che oggi per fare risultato, a mio modo di vedere, per quello che ho visto in questa categoria, nella mia breve parentesi, la mia breve esperienza, scusami, vedo che il giorno di ritorno è un altro campionato. E non vince sempre chi crea, però vince sempre chi sa soffrire di solito. Infatti, e quindi per me l'esempio questo è del Giarre che riesce a vincere una partita difficile in casa con la Cavese, una Cavese che è stata sicuramente padrona del campo, no? Perché magari il Giarre che ha sofferto a denti stretti con la Cavese, certo, a parti inverse la Cavese non sarebbe riuscita a farlo, quindi onore e merito anche a chi sa soffrire. Assolutamente, certo, certo. No, anche perché, scusami, sì, aggiungo, anche nelle squadre di bassa classifica dietro c'è un grande lavoro, sono tutte
società organizzate, squadre organizzate, si trovano con meno punti magari perché l'andazzo del campionato è quello, ma hanno tutti giocatori importanti, anche il Giarre, attaccanti come Arcidiacono, ha preso Giovanni Giuffrida in mezzo, quindi anche le squadre giù, sono giù in classifica, comunque Ma questa è la vanno dimostrazione. Non rispettate, dimentichiamo che il Giarre, oltre a Udiac, Certo. Giannaula, Cannavò. Cannavò, hanno tutti giocatori importanti, ma anche là c'è un lavoro dietro, un'organizzazione. Certo, non sono come la Lamezia, ma anche là è da rispettare, perché non sono Io sprovveduti. penso che ormai questa Serie D si chiama Serie D solo per nome, ma è a tutti gli Ma non effetti ci quasi una dimentichiamo C2. che non c'è più non c'è più la C2, A quindi tutti gli effetti una C2 nascosta, né più né io mi sto meno. divertendo. anche devo perché dirti. quest'anno, vorrei aggiungere, mister, tu mi insegni, lo sai, per la prima volta il girone ha 20 squadre, Sì. non è neanche a 18, Certo. e quindi questo è È ancora vero. 5 campane nel girone, e Io quindi sto tutto vedendo questo, parecchie partite una vecchia di Serie D. C2 veramente. Sì, Perché sì. mi sto divertendo a vedere le partite di D, perché c'è tanto da vedere, c'è calcio. Tanta davvero. tecnica Tanta anche, te- studio, Sì, tattico. ma anche a livello fisico, sono preparati, vedi giocatori importanti. Io mai come quest'anno sto vedendo Piacevole, partite di Serie D piacevole, molto piacevoli. assolutamente. E parliamo di questo Paternò. Allora, da dove iniziamo? Che partita è stata domenica quella col Giarre? Una partita di Serie D, tra due squadre tatticamente ben organizzate. Avevamo studiato bene il Giarre, come il Giarre penso aveva studiato bene noi. Non ci ha concesso la nostra migliore arma, la È stata una profondità. partita a scacchi, forse probabilmente il primo tempo, vero? Sì, sì, diciamo che siamo stati attenti entrambe le squadre a non concedere niente l'una all'altra. Diciamo che noi più di loro abbiamo avuto 2 o 3 situazioni dove abbiamo sbagliato il gesto tecnico finale, però siamo arrivati vicini alla porta in 2 o 3 situazioni con dei fraseggi e delle situazioni che comunque abbiamo preparato in settimana. Il Giarre si è difeso bene, non ci dava profondità, ha giocato con 5 difensori schierati dietro. Secondo te era venuto per portare via almeno un punto? No, no, io... O se la voleva giocare fino all'ultimo? Questo mister? sicuramente non sono io a dirlo, sicuramente è venuto con un sistema di gioco che nelle ultime 2 partite aveva portato 4 punti con la Lamezia e Cavese, quindi penso che lo aspettavamo in questo modo, sapevamo che era questo, l'avevamo preparato in questo modo e siamo stati bravi e maturi soprattutto a sapere gestire la gara. Abbiamo fatto tanto possesso anche se sterili nella metacampo del Giarre il primo tempo, però ho detto ai ragazzi a fine primo tempo la strada giusta era quella, bisognava avere pazienza, non bisognava avere frenesia, perché questa partita l'avremmo vinta solo se non avremmo sbagliato nulla, perché entrambe le squadre il primo errore perdevano la partita. Certo. Hanno sbagliato prima loro, l'abbiamo vinta noi, e quindi va a merito ai ragazzi per l'approccio, per la concentrazione e per tutta la maturità che hanno avuto nella gestione della gara. Con il Cosa che Giarre alla che hai fine... visto in campo, pensi che sia un Giarre che comunque può ancora agganciare la salvezza? Certo, il Giarre... Soprattutto quello visto nelle ultime 3-4 Il partite. Giarre è una squadra comunque in salute, è una squadra... Oggi io avevo Foderaro fuori, l'unica punta di riferimento Mascari, gli ultimi 10 minuti non ce la faceva più, non potevo cambiare, ho dovuto dire al ragazzo di stringere i denti, l'ha fatto in una maniera anche eccelsa. Il Giarre toglieva Budiac, Cannavò, Arcidiacono, Giannaula. È una panchina forte, pesante. Ma giocatori nella 3/4 come Arcidiacono per questa categoria penso che sia un lusso per tutti. Il Giarre ha una rosa, a mio modo di vedere, che deve salvarsi, può salvarsi e si salverà. Oggi mancava Giuffrida che è andato in panchina per un problema fisico, e dico, parliamo di giocatori che l'AD l'hanno vinta più di una volta, e quindi io sono sicuro e fiducioso che questo Giarre, visto anche oggi a Paternò, è una squadra che comunque ha un pensiero tattico, ha una forma, ha una quadra, e non è stato un caso se ha pareggiato con il Lamezia, ha battuto la Cavese. Beh, questo sicuro. Diciamo che abbiamo affrontato un Giarre nel miglior momento loro, 3 partite, 7 punti, di cui vittoria con Cavese e Portici, pareggio alla E Lamezia. allora merito vostro anche E nella soprattutto vittoria. 0 gol subiti, quindi a dimostrazione che questo modo di interpretare le gare sta facendo bene. L'umiltà di Alfio, Lucio, ci fa piacere, perché secondo me deve essere questa l'ideologia che deve avere un allenatore, però è anche vero che in questo caso giustamente il Giarre veniva da tanti risultati positivi, tu lo batti in casa 2-0,
qualche merito anche di Alfio e del Paternò. Ma se tu guardi Esiste. le partite della squadra di Alfio, quest'umiltà ce l'hanno tutti i giocatori. Sì, è vero, condivido. Io non posso, scusa se io ho visto quella là a Giarre, Sì. notavo che in tutte le zone del campo dove c'era la palla c'erano 3 giocatori del Paternò e uno del Giarre. Sì, adotta un pressing impressionante. Ma quella è questione di mentalità. Ah, beh, chiaro. Devi essere bravo tu a inculcare Certo. quella mentalità. E Il poi tuo credo è quello e lo porti in campo. Poi umiltà, non c'è l'attaccante che sta là e si guarda la partita. L'attaccante dà una mano a tutti e viene dietro a dare una mano. Faccio un esempio così Alfio ha grossolano. detto che il Giarre ce la può fare a salvarsi, secondo te? Ma io me lo auguro, anche perché tutti là abbiamo amici, ci sono persone che lavorano e poi ha una società importante, una città importante, ed è, cioè, voglio dire, una retrocessione del Giarre sarebbe un dramma, perché anche a livello diciamo, di investimenti, Certo. penso che abbia investito Notevoli tanto, notevoli investimenti, si è fatto sicuramente qualche errore, però alla fine ora hanno messo i mezzi per riparare un po' tutto, e gli ultimi risultati, certo, la sconfitta a Paternò, che comunque ci può stare C'è il Città di l'andamento del Aciriale Paternò. però domenica, eh? E là è un'altra partita, purtroppo ormai sono tutte, Ogni tutte partita finali, diventa- tutte finali, e quindi là devi fare punti con chiunque. Ha iniziato a farlo, ha fatto punti con squadre importanti, Chiaro. e quindi non può guardare. Sarà una bella partita Non quella puoi di- guardare, di ormai Giarre le partite domenica vanno prossima. a diminuire e quindi il campionato va a finire. Ogni quindi punto è pesante. È pesante, devi farle con tutti, non devi guardare in faccia a nessuno. Alfio, domenica prossima è la partita non facile a Licata, un Licata che tra l'altro torna da Portici con una sconfitta. Che partita sarà? Perché tra Licata e Paternò secondo me c'è un po' di somiglianza anche tattica, no? Di giocatori che giocano con un pressing continuo, motivazione fondamentale nel pre-partita, cioè caratteristiche che vedo molto anche nella tua squadra insieme a quella di Romano, e sarà una partita secondo me molto molto carica. Diciamo che il Licata è una squadra giovane, molto simile a Paternò sotto tanti punti di vista, sia per scelte e politica societaria, e soprattutto perché come Paternò è una squadra che ha rinnovato la rosa in toto, e quindi ha riniziato un progetto attraverso il direttore Martello e il Infatti mister. c'era molto scetticismo sul Licata di quest'anno, perché giustamente sono stati inseriti giocatori anche un po' sconosciuti. Ma guarda, scetticismo da parte mia non c'è mai stato, perché quando dietro le quinte la proprietà che lavora, che si chiama Massimino, penso che non ci può essere scetticismo. Il direttore per la categoria Martello e allenatore Romano, che questa categoria l'ha fatta ed è un veterano, penso che lo scetticismo poteva essere, a mio modo di vedere, che aveva scetticismo sull'Licata, penso che deve un po' rivedersi le proprie idee. Quindi, che poi la squadra era ingiovanito sicuramente, non aveva giocatori importanti come Cannavò, come Maltese, come Civilleri, aveva cambiato tanto, però diciamo che sembra una piazza blasonata, una piazza importante, che doveva gente addetti ai lavori della categoria, quindi diciamo che simile a noi è questo, l'ingiovamento, la squadra giovane, una rosa nuova, però sicuramente il Licata è una squadra spensierata, una squadra che gioca bene al calcio. Io ricordo gli ultimi highlights che ho visto la partita con la Gelbison, dove veramente aveva fatto bene Bella partita, non con gran la bella Gelbison, partita. una partita in casa, sì, con la Gelbison, Con che la poi Gelbison, ha perso, perfetto. che ha perso poi, E quindi poi gli episodi magari condannano una squadra, però sarà una partita difficile, come lo è stata all'andata, però noi al solito con la nostra umiltà e lo spirito battagliero andremo lì a cercare di fare il massimo, cercando la prestazione per uscire indenni dal Dino Liotta, che è un altro campo difficile, caloroso, dove il Storico pubblico anche. e dove soprattutto il pubblico È gli dà vero. una grande mano, come a noi. Lucio, questa similitudine con il Paternò, il Licata secondo te ce l'ha allora? Sì, però all'inizio onestamente Alfio era una categoria che non aveva mai fatto, Sì. anche se io ero sicuro delle sue prerogative e quello che poteva fare. Dall'altra parte c'è un allenatore navigato, quindi dall'altra parte c'era un po' di tranquillità in più. Poi chiaramente i risultati e l'andamento, Alfio ha fatto vedere che
era alla pari di tutti gli altri allenatori blasonati, anzi ha avuto qualche idea in più nuova, ha portato cose nuove, quindi c'è questo, hanno in comune un grande pubblico, hanno in comune un blasone, è peccato non vederli almeno in Lega Pro. In Lega Pro, ma io penso che stanno programmando bene e chissà che fra qualche anno non li possiamo vedere. Io mi auguro con gli stessi allenatori che ci sono ora, perché anche dall'altra parte Pippetto è un amico, quindi mi auguro che possano fare bene categoria superiore. Allora Alfio, adesso facciamo un po' il punto della situazione per quello che succederà dopo, perché le voci sono tantissime, il tuo, diciamo, campionato non è passato inosservato. Penso che in società sono super contenti del tuo operato. Credo che hai dimostrato, sì, che era la prima volta che facevi il campionato di Serie D, ma quando ci sono idee il campo poi alla fine paga. Sei soddisfatto tu personalmente di tutto ciò? Sì, sono soddisfatto perché sicuramente diciamo che non era un compito facile. Paternò non è una piazza come tante altre e avere l'onore di essere alla guida di questa squadra ha degli oneri importanti. Noi fino ad oggi abbiamo dimostrato con il lavoro di essere stati con umiltà all'altezza di poter guidare questa squadra. Parlo di noi perché dietro a me c'è uno staff importante che non si vede mai dietro le telecamere, però giornalmente lavora e ti posso garantire che lavora più quando non siamo nel campo che quando lo siamo. Immagino, perché quindi, la preparazione è fondamentale. Quindi questi meriti di questi ragazzi che H24 sono a disposizione della squadra, a disposizione mia, a disposizione di tutti, ognuno con gli argomenti per cui è chiamato a lavorare, e quindi diciamo che siamo stati fino ad oggi all'altezza. Le voci non ne sento, non ne conosco, io ho solo un obiettivo: continuare a fare il massimo per questa società, per fare bene, continuare a lavorare, poi a fine campionato ce ne sarà sicuramente la possibilità. Qua c'è un mister che stimo tanto, prima per l'uomo e poi per quello che ha fatto. Tra poco voglio sentire anche il suo parere. E penso che lui, in qualità di allenatore che ha vinto anche tanto, può dire che un allenatore, l'obiettivo della stagione finale la riconferma. Quando un allenatore è riconfermato vuol dire che il lavoro fatto è stato preso dalla società. È vero. E quindi l'obiettivo che dobbiamo continuare noi a percorrere è quello, per arrivare a questo, e poi da lì con il presidente, con la società si deciderà se fare ancora cose insieme, che quello è il mio auspicio comunque principale. Dobbiamo aggiungere qualcos'altro o ha raccontato per bene il tutto il nostro amico Alfio Torrisi? No, Alfio ha detto tutto quello là che doveva dire, molto, molto giusto. Io posso dire solo quello che mi auguro di vederlo ancora, di saltare qualche categoria come ha fatto fino ad ora, oppure è tutto per quello che ha fatto e nel suo diritto a avere una squadra e possa ambire, perché non ci dimentichiamo che gli allenatori non fanno miracoli, possono fare tanto ma non possono fare miracoli, quindi se dovesse rimanere a Paternò penso sia un suo diritto avere una squadra ancora più forte che possa permettere di ambire a traguardi ancora più importanti. Bene, abbiamo concluso il discorso riguardante il campionato di Serie D, adesso una brevissima pausa pubblicitaria, tra poco parleremo del campionato di eccellenza. Eccoci rientrati, siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Vi ricordo che la trasmissione Penalty va in onda ogni martedì alle 21 con la replica il mercoledì dopo le 23:30 e vi ricordo pure l'appuntamento del mercoledì e del giovedì sul canale 17 di 7 Gold con Penalty ore 13. L'approfondimento del giovedì, mentre il mercoledì l'appuntamento è dedicato principalmente alle immagini della domenica trascorsa. Chiaramente parleremo del campionato di eccellenza e anche del campionato di Serie D.
Si ritorna in campo domenica prossima, domenica 27 febbraio, eccolo qua il tabellino degli incontri: Cus Palermo Mazzarese punto 2, Castellammare Parmonval, Casteltermini Akragas 2018, Dolce Onorio Marsala Nis FC, Don Carlo Misilmeri Canicattì, Mazzara Calcio Unitas Sciacca, Monreale Enna Calcio ed infine Pro Favara Oratorio San Ciro e San Giorgio. Alfio, una battuta subito su questo Canicattì. È fatta ormai, finalmente? È arrivata la stagione per questo Canicattì proiettata per la Serie D? Ma io presumo di sì. Sotto questo punto di vista bisogna dare meriti comunque alla società, al direttore, perché hanno la scelta sulla guida tecnica è caduta su un giovane, Lillo Bonfatto, di Canicattì stesso, dove oltre alla sua preparazione tecnica e tattica, magari se dato il posto a quella voglia, quella fame in più di dimostrare, scetticismo ce n'era tanto anche su di lui. è vero. Perché non ci ricordiamo che la banchina del Canicattì l'anno scorso veniva affidata al mister Romano, che adesso è allicata, quindi sai, essere poi pronto a sostituire un allenatore del braso del genere Non è mai facile. e quindi sono contento per Lillo, perché non ci conosciamo bene, però in qualche corso, in qualche webinar siamo stati in aula insieme, vedo che è uno che si aggiorna, che studia tanto e sta riuscendo a gestire anche giocatori importanti, di un calibro importante. Beh, tutti giocatori vincenti, tra come l'altro nelle passate Primitera, stagioni. Pettinato e quant'altro, quindi alla lunga il Canicattì vincerà il campionato, ne sono certo, mi sbilancio su questo, e questo fa bene un po' al calcio, perché fa capire che ogni tanto la meritocrazia esiste, e qualcuno che magari è stato in ombra può dimostrare che attraverso la fame e il lavoro quotidiano può vincere. Sicuramente la Don Carlo ha fatto investimenti ancora più importanti, a un allenatore che ha fatto anche la D, preparato come Utro, però magari sta pagando il non aver iniziato con Utro, è subentrato, quindi ha pagato magari qualche punto iniziale, fermo restando che poi c'è lo Sciacca che sta facendo un campionato, l'Enna male purtroppo anche quest'anno, adesso è andato Pippostrano, Ma deve recuperare in abbiamo arrivato in un corsa. momento difficile, partite mercoledì, domenica, e poi un allenatore che subentra sappiamo che non è mai facile, Deve avere anche il tempo di ambientarsi. a maggior ragione quando giochi ogni 3 giorni. L'Enna, come l'anno scorso, ha fatto anche quest'anno investimenti importanti, però per una serie di vicissitudini che sicuramente non sono io all'interno, non posso giudicare, anche quest'anno come l'anno scorso si trova attardata la prima in classifica. Sperando di rientrare sempre nel novero dei playoff. Volevo congedare la presenza di Alfio Torisi, ringraziarlo, augurargli tanta fortuna e anche tante possibilità in più per una sua crescita professionale. Ettore, grazie delle belle parole, io sono stato onorato di essere qui presente in trasmissione, soprattutto ho avuto l'onore e il piacere di avere accanto il mister Lucio Tosto, che ribadisco la stima e la benevolenza che ho nei suoi confronti, ci confrontiamo tanto, lo chiamo, ci sentiamo stesso, prendo I confronti consigli, aiutano sempre. prendo sempre, consigli sempre. da una persona che ho tanta stima, non solo tecnici, anche umani, che per me sono fondamentali nel mio percorso di crescita, e quindi l'onore è stato mio, complimenti ancora per la trasmissione. Grazie, e una Alfio. buona serata a tutti. Grazie. Ospite di questa trasmissione Lucio Tosto, presidente AIAC di Catania. Prima di parlare del girone B del campionato d'eccellenza, parliamo dell'ospitata fissa all'interno della nostra trasmissione dell'associazione. Allora, Lucio, cosa bolle in pentola nella prospettiva di questo interessantissimo marzo tecnico 2022? Allora, intanto espletati quelli che sono gli adempimenti di inizio anno, che sono l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, abbiamo iniziato a girare per le scuole calcio, no? Per le società, andare a trovare gli allenatori. E finalmente sono ritornati in campo le scuole calcio, con il Covid si erano anche pure fermati. E noi quest'anno con un occhio particolare per le società che operano in ambienti un po' così, un po' difficili, no? Dove gli allenatori fanno anche un lavoro anche sul sociale. Noi siamo già stati come prima visita a San Giorgio, tra l'altro dove ci lavora un nostro consigliere Faro, Angelo, e quindi siamo andati a trovare questi allenatori, ascoltando le difficoltà che ci sono in questi quartieri dove fanno un grandissimo lavoro. Benissimo, allora ti congedo, grazie per essere stato con noi all'interno soprattutto della prima parte della nostra trasmissione parlando di Serie D.
di cui tu sei comunque un profondo conoscitore. Bisogna dare a Cesare quel che è di Ma Cesare. sai, ripeto... E mi piace il fatto che tu dica che effettivamente quest'anno il campionato di Serie D è molto Sì, interessante. io l'ho fatta qualche anno, però era un'altra Serie D. Sempre più vicina alla vecchia Lega Pro di Serie C2. Sì, il livello è molto alto, il livello è molto alto, ci sono gli scontri tra città importanti, capoluoghi di provincia, quindi è molto bello, anzi invito tutti ad andare a vedere queste partite perché davvero c'è tanto da vedere. Grazie a Lucio, alla prossima. Grazie a te Ettore per l'invito. Bene, un altro stacco pubblicitario brevissimo e tra poco con noi Ignazio Refice dell'Ajax. Rieccoci insieme, telespettatori di Gold 78, rieccoci con penalty, tutto il calcio dilettantistico dal campionato di Serie D al campionato di prima categoria. Questa seconda parte viene inaugurata dalla presenza di Ignazio Orefici, l'abbiamo già anticipata questa notizia con la presenza di Lucio Tosto, il presidente Ajax di Catania. Sarà lui a parlarci di quest'Ajax che è in continua evoluzione. Ciao Ignazio, ben trovato per intanto. Grazie per essere qui di nuovo. Sì, in effetti l'Ajax è un po' un'associazione in movimento, con molte idee. Si è cominciato qualche anno fa con il presidente precedente, si sta continuando con Lucio, che è un presidente giovane, con molte idee, ha voluto molti collaboratori vicino a sé, ci ha dato un indirizzo. E cerchiamo di lavorare per il bene di questa associazione. Tra l'altro Lucio sottolineava la tua presenza in un ambiente, in una zona pedemontana dove le difficoltà esistono, no? Io ho una zona che è molto vasta perché la mia zona si estende da Paternò, Biancavilla, Bronte e poi dall'altro lato nei paesi della fascia etnea come Randazzo, Linguaglossa. Dove certamente le strutture non sono eccezionali. Si lavora tra mille difficoltà, si è lontani dalla città, si è lontani da magari confronti con altre strutture, con altre realtà, però ti posso assicurare che ci sono allenatori che si spendono giornalmente. Immagino. Con i ragazzini, ci sono miei colleghi che agiscono molto sul sociale, ancor prima di trattare i ragazzi come piccoli calciatori. Ignazio, quindi un Ajax che non è soltanto aspetto tecnico, ma aspetto anche ludico, organizzativo, di studio e di ricerca. Allora, l'Ajax è chiaramente un'associazione molto importante perché è il nostro sindacato di categoria. Certo. Abbiamo i nostri obblighi, ma abbiamo raggiunto anche importanti obiettivi sotto l'aspetto del riconoscimento dei diritti, fondi di garanzia, piuttosto che il riconoscimento del secondo in panchina, adesso del preparatore dei portieri, insomma una serie di obiettivi importanti che non sono così scontati. Bisogna lottare per averli, per lottare bisogna avere i numeri, Chiaro. che sono importanti, e con i numeri ti puoi sedere al tavolo delle trattative e dire la tua, farti rispettare, tra virgolette, ma tanta Ajax è quella invece del settore giovanile dei piccoli, dove è importante guardare prima ancora dell'aspetto tecnico, dell'aspetto tattico, che è precipuo delle squadre, delle prime squadre, dei settori giovanili grandi, come può essere la Juniores, guardare l'aspetto sociale. Chiaro. Quindi il ragazzino è un bimbo che va guardato e curato nella sua crescita personale. E volentieri la figura dell'allenatore non è molto adatta Loretta, in certi ambienti. Loretta che sta al campo è un'Oretta sicuramente guardata, curata, dove il ragazzino viene salvaguardato da altro che sta all'esterno, e la speranza è che prima di tutto possa diventare un buon cittadino. Chiaro, E chiaro. quindi socializza, sta insieme agli altri, sottostà a delle regole che sono per adesso di calcistiche,
tra virgolette, ma diventeranno regole di vivere sociale, e poi probabilmente qualcuno di questi diventerà calciatore, chi lo sa. Perfetto, adesso parliamo di calcio giocato, lo facciamo subito parlando del girone B del campionato di eccellenza. Tutti di nuovo in campo domenica prossima, domenica 27 di febbraio, eccolo qua il tabellino degli incontri: Carlentini Aci Catena, Città di Siracusa Atletico Catania, Igea 1946 Città di Taormina, Ionica FC Real Siracusa Belvedere, Nebros Città di Via Grande, Santa Croce Palazzolo riposeranno Ragusa Calcio e Virtus Ispica 2020. Se poc'anzi abbiamo parlato di un girone A di eccellenza certamente ingarbugliato, interessante e probabilmente sino all'ultimo tutto è ancora aperto, nel girone B probabilmente soltanto le 3 squadre di testa stanno tenendo vivo l'interesse di questa stagione. Che ne pensi? Intanto il fatto che 2 squadre siano state poi alla fine defenestrate, parliamo dell'Aci Sant'Antonio e della Sicula Leonzio, certamente ha un po' penalizzato il percorso normale della stagione, però è anche vero che le differenze tra società esistono. 3 squadre in questo momento sono certamente le più organizzate per fare il salto di categoria, perché penso che attualmente il gioco è ormai a 3. Sicuramente a 3, ma il discorso è un po' più ampio. Questo girone B è già da qualche anno che palesa difficoltà. Io mi ricordo già quello dell'anno scorso, alla fine poi il girone di ritorno, il post-Covid, è veramente diventato... sì, ma se l'anno scorso c'era il Covid, quest'anno il Covid è stato un po'... Adesso invece... a differenza sempre del girone A, che invece è sempre combattuto, con società che si attrezzano all'inizio e arrivano fino alla fine. Qua invece da qualche annetto si verificano queste defiance, insomma, che poi falsano un po' il campionato. Notevolmente. Le 3 di testa sono un'altra storia, l'avevamo già detto la scorsa volta quando ero stato ospite qui. L'Igea aveva un passo in più e lo ha dimostrato e lo sta continuando a dimostrare. L'FC Ionica è una piccola società ma con una grandissima crescita, con una grande organizzazione dietro. È un campo bellissimo. Società strutturata. E poi c'è questo Ragusa. E poi Ragusa, ma... Tradizione, blasone, volontà, però, Determinazione. In questo giorno c'è anche il Siracusa, però... Troppo attardato. Ormai attardato, credo che sarà un giochino a 3, ci sono i 10 punti di distacco, poi non si faranno altri playoff, quindi... Abbiamo detto della Ionica FC che tra la sorpresa generale tenterà il grande salto verso la Serie D, ma sottolineiamo, come lo ha già fatto Ignazio Refice, la stagione straordinaria di Filippo Raciti, no? Portare una squadra in finale di Coppa e soprattutto continuare a sperare nel vincere il girone. Sono meriti, chiaramente. Intanto hanno una partita da recuperare che li può portare in testa praticamente, e quindi giocarsela fino alla fine per il primo posto in assoluto. E poi intanto è la Coppa Italia è un'altra bella vetrina, sarebbe un titolo importante, ti può portare, anche se per strade tortuose, anche quella alla Serie D. Sono attrezzati, stanno facendo bene. E poi c'è una città che che spinge perché ha fame di calcio, ha fame di tornare in posti più consoni, tanti anni di Serie D, la C, insomma è importante. Bene, vedremo cosa succederà, a partire chiaramente anche dai prossimi scontri diretti, che saranno certamente le partite più importanti tra marzo e aprile. E adesso voltiamo pagina perché parliamo subito del campionato di promozione e lo facciamo con il girone A. La griglia playoff è interessante, Raffadali che avanza, Casteldaccia che non molla, risulta la San Lorenzo che conferma di essere leader, però deve guardarsi le spalle. Sì, è un bel girone. Io mi ricordo di squadre che erano nel vecchio girone di promozione, e la caratteristica di queste squadre è di giocare a calcio, cioè mettersi in campo e provare a fare un buon calcio. Sono allenatori... E anche lì mi pare che sia un giovane che sta guidando
al vertice questa Resultana. squadra, la Resultana. E poi c'è la vecchia volpe Giovanni Falsone, no? Del Raffadali, che ha tirato fuori ancora una volta la determinazione per tirare insomma, dal cilindro questo Raffadali, che Giovanni potrebbe è un ambire. allenatore molto esperto, conosce I campionati li ha vinti i campionati in li ha promozione, vinti, non solo in promozione, ha fatto le categorie, è uno bravo e preparato, e poi in quella zona lui ha fatto sempre bene. Sempre bene. Certamente vedremo tutto quello che succederà nelle prossime domeniche. Per intanto ci piace capire che comunque questo girone A è certamente molto 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 interessante. E adesso parliamo del girone B. Beh, anche questo girone B ingarbugliato, no? Rocca Dolcese che non molla, con la Promende che è lì pronta al primo sbaglio. La sconfitta del Milazzo, Questo sì. inaspettata. Questo sì. La prima in classifica invece con i 2 recuperi potrebbe prendere il volo qualora prendesse i punti pieni. Quindi certo, anche perché adesso poi affronterà la Torre Novese, che nello scontro diretto potrebbe diventare fondamentale. Farebbe un po' il vuoto, questo gli permetterebbe anche di giocare con una relativa tranquillità le partite anche di vertice, Chiaro. pur sapendo di contare su un vantaggio importante. Chiaro. Bene, parliamo subito del girone C dunque. Ignazio, questo pareggio con la Leonfortese ha un po' ingarbugliato la zona clou della classifica. Il pareggio è importante per voi, un po' meno importante per la Leonfortese. Allora il pareggio è importante per noi, infatti. perché abbiamo ancora bisogno di punti per uscire fuori dalla zona calda. Non è terminato, da qualche settimana stiamo facendo molto bene, la squadra sta bene fisicamente, in salute, anche, mentalmente, quando arrivano i ha risultati... trovato un po' di leggerezza. L'innesto in squadra di Tonio Refice ha permesso a questa squadra di trovare ancora più tranquillità, soprattutto nella fase difensiva. Siamo diventati più compatti, più attivi in campo, più aggressivi, e l'atteggiamento è cambiato e anche i risultati sono cambiati. Per chiudere questo girone, chi lo vincerà? Dai, dammi un nome. No, dammi un nome. Devo dire, è difficile perché c'è un mio carissimo amico che vabbè, viene qui da una lo squadra so. ed è Gaetano Mirto, dall'altro lato altri amici. Io auguro invece che continuino questa sfida a 3, perché è veramente molto interessante. Io penso che questo campionato finirà veramente all'ultima giornata. All'ultima giornata e vedremo cosa succederà. Speriamo. Voltiamo pagina perché parliamo del girone D adesso. Mazzarone dunque che ritorna a vincere, Mazzarone lanciatissimo verso l'eccellenza. Sì, fa molto senso questo girone, perché a leggere i nomi, blasonate squadre. Modica, Comiso, Gela, Scigli, Avola, insomma, girone di squadre che hanno calcato palcoscenici e campionati importanti tra Serie D, qualcuno la Serie C, il Vittorio, insomma. Fa senso che poi al primo posto invece ci sia il Mazzarone, chiaramente. Un Mazzarone però rilanciato da un progetto importante. È chiaro. Stanno facendo molto bene, sono primi meritatamente, possono chiudere il discorso molto in anticipo vincendo i 2 recuperi e mettere una seria ipoteca. Questo è un campionato che si definirà secondo me molto presto, rispetto agli altri campionati è meno combattuto. Anche il Modica, devo dire che in questo girone D sta pian pianino riconquistando posizioni, sì, un Modica che tra l'altro vince contro il Priolo Gargallo, un Modica che insomma ha l'obiettivo dell'eccellenza. Ma questo però, l'eccellenza secondo me, a parte il Mazzarrone che è lanciato, è un terno all'otto con i playoff.
bisognerà capire poi la distanza che è sempre là, la distanza dei 10 punti, bisognerà portarla poi fino alla fine per vedere se i playoff se ne saranno 2 o solo uno. Certo, questo lo vedremo soltanto nelle prossime domeniche, È chiaro. quando si incomincerà ancora di più a A delineare delineare. la classifica finale. Bene, abbiamo chiuso anche con il campionato di promozione. La conclusione della nostra trasmissione la facciamo sempre con Ignazio Refice, che per l'occasione, oltre che per il Bronte, e anche qui per l'AIAC, l'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, di cui lui è un referente, come abbiamo detto poc'anzi, della zona pedemontana, che soffre di strutture. Non ne abbiamo parlato, vogliamo lanciare un altro ennesimo appello alle amministrazioni, ma questo campo sintetico ormai costa veramente poco, si agevolano tantissime società. Devo dire che nella nostra zona qualcosa si sta muovendo, perché sia Maletto che Maniace si stanno dotando della struttura questa è una in bella notizia campo che non sintetico sapevo, e i lavori quindi sono in fase molto avanzata. poi c'è Bronte, quindi tre C'è zone. Bronte, poi soprattutto a Maletto stanno costruendo, oltre al campo A11 sintetico, anche un piccolo centro sportivo con saletta, insomma, verrà una struttura carissima. Sono andato a vederla. Ci vuole la squadra però, eh? Sì, certo, è chiaro che però una squadra, poi una scuola calcio, quando ci sono le strutture poi si è un più po' facile. è più facile e più invogliato. Invece approfitto del mezzo televisivo per lanciare l'appello che faccio ai miei colleghi allenatori, solitamente via WhatsApp, dove ho gruppi e li massacro con messaggi di aderire alla nuova campagna abbonamento tesseramento per il 2022. Ci sono molte cose che stanno bollendo in pentola, li porteremo a conoscenza man mano. Bene, noi ti attendiamo presto però anche a te nelle prossime puntate della stagione 2021-22 di Penalty. Spero di tornare qui con un po' più di tranquillità. Beh, certamente portando il Bronte alla salvezza. Questo è l'obiettivo della società. Questo è il nostro obiettivo, e che poi è l'obiettivo primario che ci poniamo ogni anno, considerando che poi più presto lo otteniamo, speriamo presto, più presto possiamo continuare a lanciare i nostri giovani che vengono dal nostro settore giovanile, che è veramente curato bene. A te piace lanciare i giovani, Insomma, non sei uno che guarda soltanto l'anziano in campo. No, questo no, non l'ho fatto mai, perché secondo me tra anziano e giovane, se il giovane è bravo, Certo, non è giusto alcun che venga problema, ma messo comunque questa in è la pasto. nostra filosofia e la realtà che viviamo. Cioè noi possiamo fare calcio in quella zona solo ed esclusivamente attingendo a piene mani ai giovani locali. È giusto. Questo sì. Grazie Ignazio, Grazie a presto. voi, grazie. Ci congediamo da voi, telespettatori di Gold 78, rimandando l'appuntamento chiaramente alla prossima settimana, il martedì tra le 21 e le 23, con l'appuntamento che parla solo ed esclusivamente di calcio dilettantistico siciliano. Voglio ricordarvi che stiamo pian pianino traghettando la nostra trasmissione nel prossimo orario, quello che ci vedrà in scena tra le 13 e le 14 il mercoledì ed il giovedì, però su un nuovo canale, quello 17 di 7 Gold. Per intanto gustateci anche il martedì sera. Grazie a tutti e appuntamento alla prossima settimana.